Collina di Forni a Voltri è sempre stato un piccolo borgo montano in provincia di Udine. A metà dell'Ottocento qui le famiglie vivevano soprattutto di agricoltura e allevamento. A fianco di ogni casa c'era una piccola stalla con alcune vacche, ogni giorno si munceva il latte, dal latte si produceva formaggio, burro, cacciotte, ricotta, individualmente. Fu in quel contesto anche di fatica quotidiana che al maestro Eugenio Caneva, il maestro del paese, venne in mente un'idea che cambiò per sempre l'economia di questo luogo, ma anche quella del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera. Al fine di stimolare il progresso economico, sociale e democratico della sua comunità, fu così che Eugenio Caneva, nell'ottobre del 1880, diede vita alla prima latteria sociale turnaria della regione e dell'Italia intera, un luogo condiviso dove i singoli produttori consegnavano il latte, aiutavano il casaro quotidianamente per trasformare il latte di tutti in formaggio, burro, cacciotte che veniva portato a casa, venduto autonomamente o autoconsumato. Una storia di condivisione cooperativa, condivisione democratica che a distanza di quasi 140 anni vale la pena di raccontare e di ascoltare. Siamo a Collina di Forni a Voltri, a 1250 metri sul livello del mare, un piccolissimo paese sotto il monte Coglians, e qui nel 1880, per intuizione del maestro Eugenio Caneva, nacque la prima latteria sociale del Friuli, della provincia di Udine. Eugenio Caneva nacque a Collina di Forni a Voltri nel 1842 ed è una persona illuminata che grazie anche alla situazione finanziaria del padre, di Leonardo, può accedere a degli studi e diventa maestro. Maestro elementare a Collina, dove insegnerà per oltre 40 anni. La grande intuizione di Eugenio Caneva fu quella appunto di poter riunire sotto un unico tetto i capi di bestiame che all'epoca erano molto numerosi. Infatti quando venne costituita la prima latteria sociale appunto a Collina si contavano oltre 100 bovini. Avendo letto dei libri del cantone o delle pubblicazioni agricole, propone agli abitanti di Collina di costituirsi in cooperativa per avere maggior utile del loro lavoro. Quindi esponendo il progetto fa delle proposte concrete sul territorio. Durante il periodo estivo comunque la maggior parte dei bovini venivano portati in malghe che comunque non erano gestite e condotte da gente di Collina, ma da altra gente che veniva da fuori e dunque bisognava pagare un affitto, avendo noi comunque delle proprietà dove si poteva far da soli, avere quindi un maggior dispendio per ottimizzare queste risorse. La proposta viene accolta dagli abitanti, lui è supportato dai suoi alunni della scuola serale che lo seguono. Il progetto e lo statuto viene sottofirmato nell'ottobre del 1880 e la latteria comincerà a funzionare nella primavera del 1881. Avrà un riscontro positivo sull'economia della frazione, tanto anche da partecipare a dei concorsi nella Val di Gorto, delle varie latterie che si erano costituite. Si contano 21 latterie nel 1907 e Collina ha fatto la sua bella figura. Il maestro Caneva non è stato solo l'istitutore della prima latteria sociale del Friuli, ma è stato per 40 anni un esemplare maestro, un attento osservatore sia dei fatti della società, anche osservatore di una delle prime stazioni termo-odometriche istituite a Collina, cosa che gli valse anche un diploma di benemerenza dal Ministero apposito di Roma. Fu promotore anche della costruzione di molte infrastrutture che mancavano. Pensate, mancava addirittura una strada di collegamento sia da Collina al capoluogo, che fu fatta molto più tardi, ma addirittura la strada provinciale. Quindi lui combatté assieme ad un suo compaesano, Michele Tolazzi,
per l'apertura della strada da Collina, la strada provinciale, unica via d'accesso a Collina. Una delle frasi emblematiche del maestro Eugenio Caneva è questa, che l'amore viene dall'utile. Quindi da qui si evince proprio la sua personalità, il senso di comunità, di appartenenza per un progresso sociale, economico e soprattutto morale della comunità. L'innovativa formula cooperativa ideata da Eugenio Caneva ebbe subito successo, probabilmente perché riusciva a tenere insieme la gelosia per il proprio prodotto espressa storicamente dai singoli allevatori e i benefici del lavorare tutti insieme. Pochi anni dopo quella di Collina, infatti, nacquero le latterie di Tolmezzo e di Illeggio. Nel 1910 le latterie turnarie friulane erano già 315 e nel 1960 addirittura 652. Una latteria per ogni campanile, si diceva, visto che i comuni della regione erano solo 219. In verità quasi 3 latterie per ogni comune. L'emigrazione degli uomini alla ricerca di un'occupazione era un fenomeno diffuso nella Carnia di quegli anni. La miseria era altrettanto diffusa e anche in questo contesto la cooperazione venne vista come un'occasione di riscatto, di rinnovamento delle comunità. Così l'esperienza di Forniavolti divenne contagiosa e in altre vallate limitrofe si riprese il modello cooperativo proprio per valorizzare l'esperienza comunitaria. Ad esempio a Forni di Sopra l'anima di questo esperimento fu Fortunato De Santa, il monsignore del paese, che diede vita alla cooperazione di consumo, alla cooperazione di credito, che oggi è diventata il credito cooperativo. Ci troviamo nel locale della latteria di Forni di Sopra, di Vico, che in fornese chiamiamo Casina. Un tempo funzionava, ora non più, l'abbiamo trasformata a museo. Perché ci troviamo qui? Negli uffici superiori a questo piano, nel 1891 è stata fatta una riunione per creare la cooperativa di consumo e di credito di Forni di Sopra. 9 anni prima. La cooperativa di consumo è stata fondata nel 1900 e qui parliamo appunto del 1891, in quanto la latteria esisteva già perché realizzata nel 1885. Attorno alla latteria c'era anche una serie di associazioni legate sempre alla cooperazione. Allora, cooperative per le 4 grandi malghe, e pensiamo che ogni malga aveva il suo consiglio d'amministrazione, il presidente e i sindaci, questo già alla fine dell'Ottocento. La cooperativa sulla mutuo del bestiame, e questo era molto importante perché, visto che il paese viveva sì di emigrazione, ma comunque anche di agricoltura, anzi meglio di zootecnia, e la mucca, il bestiame, comunque era la vita della famiglia. Mancando l'animale, metteva in crisi l'esistenza anche di quella famiglia. E allora è stata creata questa mutua sul bestiame che deriva così dalla data del 1850 o anche prima forse. Questo prevedeva che chi perdesse la mucca veniva rimborsato dai soci delle malghe dove faceva parte oppure della latteria e così risolveva la questione, ricomprava un altro animale. Da qui è partito appunto il grande sviluppo della cooperazione fornese. Ricordo che un giornale dell'epoca, un po' più tardi, dopo la prima guerra, parlava di Forni di Sopra come uno dei paesi più cooperativizzati d'Italia. E infatti appunto vediamo che oltre alla cooperativa di consumo abbiamo questa latteria, le mutue, le malghe, le cooperative di lavoro, ce n'erano 3, la cooperativa idroelettrica, è sempre in forma cooperativa comunque collettiva, la filodrammatica agli inizi del Novecento. Da lì vediamo che il tessuto economico del paese era proprio fondato su questo sistema, sul sistema della cooperazione. È stato sviluppato il ceppo, le radici c'erano già in precedenza probabilmente, importando attraverso l'immigrazione le idee dal mondo tedesco.
Allora gli emigranti portavano queste idee socialiste e hanno fondato tutto questo reticolo di cooperative. Ed era una cosa importante che dominava l'economia. Su questa, dopo, anche per cercare di tamponare l'ideologia che penetrava in Carnia e a Forni, l'ideologia del mondo tedesco, cioè di carattere socialista, è stata fatta la Rerum Novarum, è stata creata la cooperazione cattolica. A Forni è importante questo perché avevamo un vescovo, il vescovo De Santa, che ha fondato la cooperativa di consumo, non solo lui comunque, l'ha fondata assieme ai compaesani e anche questa componente socialista. E così hanno realizzato la cooperativa di consumo che non era legata solamente al mondo socialista ma anche al mondo cattolico. Da lì appunto vediamo che la cooperazione ha continuato, nonostante il fascismo, e ha continuato anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino allo sviluppo del turismo, che ha determinato un cambio di economia. Dal modo di pensare collettivo si è passato al modo di pensare individuale, c'è stato poi il crollo dell'agricoltura e, ripeto, sull'agricoltura era fondato all'inizio il sistema cooperativo. Adesso abbiamo solamente 2 cooperative, quella di consumo e quella idroelettrica, e il resto viviamo di questi ricordi, insomma, fondate su questo mondo originale, particolare e importante. Monsignor Fortunato De Santa è stato parroco di Forni di Sopra. È stato un parroco particolare, molto addentro con le persone, conosceva molto bene il paese. E fin dal 1891 il sindaco riuniva i fornesi di Forni di Sopra per parlare della cooperazione e per far nascere una banca e un magazzino cooperativo. Passano una decina d'anni e ai primi di febbraio del 1900 Monsignor Fortunato De Santa convoca 70 fornesi di Sopra per fondare la banca cooperativa di Forni di Sopra. Si chiamerà Santa Maria Assunta, cooperativa di consumo e cooperativa di servizi bancari. È un fatto straordinario per un paese come Forni di Sopra. Molti paesi del Friuli erano afflitti dall'usura alla fine dell'Ottocento e questo era un problema molto grave perché le persone, gli imprenditori avevano vergogna quasi di andare agli uffici postali che il Regno d'Italia aveva aperto, perché andare all'ufficio postale o alle prime banche che aprivano anche nei paesi significava essere senza soldi. Andare a domandare soldi voleva dire essere poveri in canna, non avere una lira. E questo comportò che vicino agli uffici postali e vicino alle banche si presentassero degli strani figuri che prestavano soldi. Ecco, allora l'usura era un fenomeno molto grave, venne descritto molto bene nell'inchiesta Iaccini, l'inchiesta parlamentare di fine Ottocento, e Monsignor Fortunato De Santa è riuscito a convincere gli scalpellini, la gran parte erano nell'edilizia, i primi soci della cooperativa di Forni di Sopra, e riesce a convincerli che hanno un carattere particolare, insomma, no? Diciamo, le persone di montagna in genere, e a fare una cooperativa, a mettersi assieme, una cooperativa confessionale. Pensate che il primo statuto viene bocciato dal Tribunale di Udine, qualche storico dice da ambienti della massoneria forse, perché aveva un'impostazione troppo religiosa, troppo clericale. Il Tribunale scrive, nel respingere la omologazione del documento, descrive proprio che non ci sono fini commerciali, no? nello statuto, perché aveva fini solidaristici soprattutto, di aiuto reciproco, e quindi devono cambiare lo statuto, anche lì una lotta incredibile, e poi passa il nuovo statuto, nasce la cooperativa.
E negli anni 90 mi ho avuto la fortuna di fare delle piccole interviste ai vecchi del quartiere, ai vecchi della zona che ricordavano i loro nonni dei primi del Novecento, e il ricordo di Monsignor Fortunato de Santa era proprio questo: al vescovo aveva fermato tutti i traffici dei usurars. Il vescovo aveva bloccato tutti i traffici commerciali e usurari dei prestatori di soldi di quel tempo. È stata una persona molto importante, divenne vescovo di Sessa Orunca nel Campano, in Campania, e le persone di Forni di Sopra ancora oggi lo ricordano con tanto amore. Anche a Forni di Sopra, quindi, l'esperienza cooperativa risultò vincente per migliorare la qualità della vita delle persone, per combattere la povertà e l'usura che in quei tempi erano molto diffuse. Tutto questo si radicò sulle parole del Vangelo e grazie alla caparbietà di un sacerdote, un uomo di grande cultura, che riuscì a coinvolgere i suoi compaesani in questa nuova esperienza del lavorare tutti assieme. E molti furono i sacerdoti che in quegli anni si impegnarono per dare vita a esperienze cooperative. L'obiettivo era sempre lo stesso: migliorare la qualità della vita delle loro comunità. Di radici più marcatamente socialiste fu l'albero in cui crebbe il movimento delle cooperative carniche, attorno alla figura del geometra Vittorio Cella di Verzegnis, fin dal 1906. Cooperative di consumo, cooperative di lavoro, cooperative di credito, che creavano la possibilità, l'opportunità per le persone del posto, per le comunità, di migliorare la propria qualità della vita. Ma per la prima volta la grande intuizione fu quella di costruire un gruppo, di costruire rete attorno a queste cooperative. Per la prima volta si iniziava ad intuire che l'unione poteva fare la forza. Siamo qui a Verzegnis, la patria di Vittorio Cella. Chi era costui? Vittorio Cella è stato il vero manager, il vero fondatore della cooperazione in Carnia. In Carnia la cooperazione produce un gruppo. Noi conosciamo soltanto la cooperativa carnica di consumo, spesso il gruppo delle cooperative non è noto, ma nella realtà nel 1906 nascono due sorelle che sono la cooperativa di consumo e la cooperativa di credito. Successivamente nascerà il consorzio fra le cooperative di lavoro della Carnia. Queste tre realtà si uniscono a formare un unico grande gruppo che è un'esperienza pilota per l'Italia del Nord. Il consorzio carnico fra le cooperative di lavoro permette agli operai di lavorare, che danno poi i proventi del loro lavoro alla credito, li depositano e quindi con quelli possono acquistare alla cooperativa di consumo. E inoltre essi possono così iniziare a battere l'emigrazione e a vedere un futuro all'interno della loro terra. Però il fine dichiarato di queste cooperative sono la creazione di una serie di istituzioni economiche collegate l'una all'altra e nel loro insieme al circuito cooperativo nazionale, e si vuole fare anche un grande magazzino di consumo per l'Alta Italia per abbassare i prezzi, sia il superamento dell'emigrazione. Altra finalità, la lotta allo sfruttamento nel mondo del lavoro e una giusta mercede all'operaio, la promozione dell'istruzione e dell'educazione e in particolare quello che vogliono fare le cooperative è lottare contro l'alcolismo, che viene considerato una piaga sociale e un abbruttimento per i paesi e per le persone. Inoltre la cooperazione, il gruppo cooperativo in Carnia, produce insieme con altri l'ente di economia montana e l'ente autonomo per le forze idrauliche del Friuli, che doveva sfruttare il tagliamento per la produzione dell'energia elettrica. Questo grande gruppo, che è una novità
novità ed è un gioiello per l'Italia del Nord. Ha come fondatori Cella Vittorio, che nasce qui a Verzenis, geometra, socialista, massone, Spinotti Riccardo, sindaco di Tolmezzo e noto alpinista, che mette i capitali, e poi altri, da De Prato Giuseppe a Mazzolini Francesco e ad altri ancora, che appartengono tutti alla borghesia. Quindi è la borghesia che sposa un progetto che va a aiutare quello che all'epoca si chiamava il proletariato. Quello su cui si regge il cooperativismo è uno spirito di aiuto e di solidarietà, e i cooperatori, i fondatori della cooperazione, dicono a chiare lettere che loro sono pronti a mostrare i loro bilanci anche all'avversario, perché dell'avversario non hanno paura, perché i loro bilanci sono chiari e limpidi e alla luce del sole. Poi questa esperienza troverà la sua fine ai tempi del fascismo, perché al fascismo non va bene un'esperienza così autonoma, e tutte le cooperative vengono inquadrate nell'ente nazionale fascista per le cooperative. Infine la Banca Nazionale Cooperativa si trasforma nella Banca Nazionale del Lavoro. Quindi abbiamo però un momento di crisi, ma successivamente il cooperativismo riprenderà solo in altre forme e con un'altra progettualità politica, ma non morirà del tutto. Moriranno l'Accredito e il Consorzio di Lavoro. L'Accredito verrà presa dalla Banca delle Tre Venezie, e quindi avverrà questo passaggio dei soldi che sono qui in Carnia, che poi vanno a finire a finanziare attività in Veneto. Questo è considerato un elemento tragico per l'economia, perché quello che guadagnano qui, i soldi dovrebbero essere investiti qui e invece vengono reinvestiti in altra zona. Altruismo, solidarietà, sollevare le classi popolari, i proletari si diceva allora, da condizioni di vita misere, era obiettivo che univa la cooperazione cattolica e la cooperazione socialista. E anche Vittorio Cella, nonostante fosse socialista, massone e anticlericale, venne aiutato da chi invece apparteneva all'area cattolica. L'esempio di Eugenio Caneva, Fortunato De Santa e Vittorio Cella furono seguiti da moltissime persone, uomini e donne, che si impegnarono nella cooperazione per migliorare le condizioni economiche, sociali, morali e anche democratiche delle comunità in cui vivevano. Alimento di una linfa che ancora oggi scorre nelle vene del movimento cooperativo del Friuli Venezia Giulia, dell'Italia e del mondo intero, portando in circolo i valori della mutualità e della solidarietà. Una linfa che dal 1919 viene anche alimentata da Confcooperative, dalle sue cooperative, dai suoi soci, dai suoi dirigenti. Un mondo che, nonostante le difficoltà superate con grande energia del fascismo e delle due guerre mondiali, ha saputo reinterpretare quotidianamente con intelligenza i valori storici di questo movimento, facendo diventare questo modello di impresa praticamente indispensabile. Nel 1919 alcuni cooperatori dettero vita, presentandosi il 14 di maggio dal notaio a Padova, dettero vita alla Confcooperative. La necessità di costituire un'organizzazione di rappresentanza per tutelare le cooperative esistenti e promuoverle. Erano già alcune centinaia le cooperative che poi aderirono a Confcooperative, successivamente dall'agroalimentare al consumo, al lavoro, e poi nacquero le cooperative di abitazione, e poi via via fino agli anni 90 le cooperative sociali, le cooperative sanitarie. Uno sviluppo che attraverso l'interruzione del periodo fascista e la rinascita nel secondo dopoguerra ha portato un contributo determinante allo sviluppo democratico del Paese e ha portato uno sviluppo determinante anche per la nostra democrazia. Ha creato gruppi dirigenti, ha creato coesione sociale, ha creato case per chi non l'aveva, lavoro per chi non l'aveva, prospettive e reddito
per i lavoratori agricoli e da ultimo la capacità di creare una risposta ai bisogni di welfare. E quindi un grande risultato, un grande orgoglio, un grande senso di appartenenza che non ci può appagare, che ci consegna comunque verso il futuro, perché il patrimonio intergenerazionale delle nostre cooperative è la cosa più grande che abbiamo, assieme alla nostra reputazione, e quindi il dovere di consegnare ai giovani e alle generazioni che verranno dopo di noi una prospettiva, una visione di paese ci impegna verso il futuro, ci impegna in tutti i settori, in tutti i pezzi della società e dei territori dove c'è un bisogno, dove c'è una necessità di avere una risposta di fronte a dei gravi problemi. E questa è la nostra prospettiva e anche la nostra garanzia per il futuro. Bisogno di avere banche al servizio del paese che non fanno solo attività finanziaria ma che fanno servizi, che si mettono al servizio delle comunità per erogare a un giusto valore e sostenere gli investimenti. Abbiamo bisogno di filiere agroalimentari efficienti che ci proiettino in tutti i mercati del mondo. Abbiamo bisogno ancora di avere capacità di progettazione e visione nella rigenerazione delle nostre città. Abbiamo necessità di avere delle risposte sul welfare, perché aumentano i bisogni e calano le opportunità e cala soprattutto la presenza pubblica. Ecco, è un grande impegno che noi vogliamo assumerci e vogliamo consegnare alle nostre comunità, perché questa è la nostra storia: rispondere ed essere il nervo principale delle nostre comunità. Auguri, buon lavoro a coloro che ancora oggi sono classe dirigente, ma soprattutto auguri a coloro che lo saranno, perché la cooperazione è una bella esperienza, merita di essere sostenuta, merita di essere diffusa, merita di essere promossa, perché il nostro paese ne ha profondamente bisogno.